Blindo Studios presenta. Presto. Ah sì, pronto signora, buongiorno. Buongiorno signora. Senta, signor Agostino? 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 Agostino. Sì. Purtroppo, sa, capita a tutti, purtroppo. Sì. Beh, condoglianze signora comunque, Com'è? Ho detto condoglianze. Ah, grazie. Condoglianze vivissime. Grazie. La saluto, buongiorno. Buongiorno. La prima vedova non curiosa, che non vuol sapere chi sono perché chiamavo il povero Agostino, eccetera. Ma incredibile. Questa, insomma, vabbè, arrivederci. E grazie, stava pure masticando. Dunque, si va da qualcun altro, certo. Agostino non può partecipare più a nessuna riunione, noi andiamo da un altro e vediamo di coinvolgerlo in questa riunione, sperando che non abbia fatto la stessa fine di Agostino, Agostino, ma questo invece chi è? Vabbè, vediamo intanto se risponde qualcuno, anche con la bocca piena va bene lo stesso. No? Sì, figurati, pra. Allora, per il momento, un morto e un fischio. Ora vediamo che succede. No, sai, appunto. Ecco, ho fatto un altro numero. Altro signore. Centralino? Sì, sì, è centralino? Sì, mi dica. Ecco, senta, io vorrei parlare con Sua Santità Pio XII, è possibile? No, guardi, ha sbagliato numero perché questo è la Banca Nazionale del Lavoro. La Banca Nazionale del Lavoro. Ma Sua Santità Pio XII, come lo trovo? Non ne ho idea, guardi. Non ne ha idea? No. Lei pensa che io possa trovarlo? Cioè, da che parte? Lei che sta a un centralino, me lo può dire più o meno? No, ho sbagliato parecchio perché qui... Sì, ho capito che ho sbagliato, ma se lei è un centralino, magari conosce in che città dovrei chiamare per trovare Pio XII? Devi chiamare a Roma, non a Roma, Livorno. ho capito. Certo, ma senta, lo troverei, secondo lei, se lo chiamassi? Sì, lo trovo. Lo trovo? Sì. Grazie, lei è proprio intelligente, buongiorno. Ma come? Non ho capito. Ma Pio XII non è morto da un dì, è morto. Ma scusa, io ho fatto il numero mica di una banca, di un signore che non c'entra nulla, ma vabbè, no, va bene, d'accordo, andiamo da un altro, perché io cerco qualcuno, cioè, tutto fuori che quello che voglio, Sì, no, va bene, andiamo, una persona vera, sì, insomma, questo è centralino, bello è che uno dice centralino ma non dice di che cosa, dopo me l'ha detto, centralino di che? Scusa, presentati, ma... Perché poi ho chiesto di Pio XII, non lo so, ma quello magari pensava che fosse il Papa attuale, fosse ancora vivo, a Roma, ma andiamo, via, o mi ha preso per grullo e mi ha ripagato della stessa moneta. Dunque, ma io ragazzi qui, insomma, ho dei problemi nel mettermi in contatto con qualcuno per invitarlo a questa... Vabbè, niente, non c'è nessuno qui, allora, sì, sappiamo anche, perché l'ha detto quello lì, in che città siamo nella città, preposta a questi tipi di situazioni, peraltro, insomma, vorrei che qualcuno rispondesse e che si facesse coinvolgere in queste riunioni, in questo caso, dei vecchi democristiani, vero? Solamente dove sono andati a finire, tutti, Che ti devo dire io? No, dimmi te, non ci siamo. No, anche qui sembra tutto spopolato. Che è successo a questa bella città della Toscana, A questa bella città rivierasca, si può dire rivierasca? Insomma, rivierasca. Un po' schifo, rivierasca, ok. No, insomma, sul mare, sul mare. Sì, ma proviamo qua. Aspetta. Pronto? Pronto? Buongiorno. C'è il signor Renzo?
Sì, buongiorno. Chi Sì, parla? sì, dovevo invitarlo alla riunione dei vecchi democristiani, a cui lui, insomma, tiene molto. Volevo dirgli, No, appunto... ha sbagliato. Perché? guarda. Scusi, me lo può passare, per favore? No, ma non c'è. Non c'è, ma lei chi è? Sono la moglie. Lo sa che lui è un vecchio democristiano? No, si sbaglia. Siccome noi ritorneremo, cioè ritorneremo alla guida del Arrivederci. paese. No, me lo passi per... non mi figliano sul serio, non mi vogliono. Io la richiamo che stai. Scusa, ma che lo so io. Cerco di essere untuoso, persino untuoso cerco di essere. Pronto? Ma guardi, sono sempre io. Sì, ma lei ha sbagliato, guardi. Ma per no. quale motivo, scusi? Signor Renzo, lei deve saperlo, è un democristiano convinto. No, ma guardi che ce ne sarà più di uno nel ciò di No, c'è lui. Sì, arrivederci. Infatti c'è solo lui. Non c'è niente da fare. Mamma mia, come vussiè, madonna ragazzi. Ma almeno manda a fanculo il buoro, cioè come dice il quadri buo di uno di mia madre o qualcosa del genere. Insomma, tirare fuori le unghie, quelle vere, e non quelle dell'antipatia, quelle della simpatia, se possibile. Ma io quello vorrei. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Senta, c'è il signor Walter? No, non c'è, chi parla? Lei la moglie? La mamma. Ah, la mamma. No, la volevo informare, cioè che potrebbe dirgli che domani c'è la riunione. La riunione di che cosa? Dei giovani fascisti. Ma cos'è, uno scherzo questo? No. Assolutamente, guardi signora, domani avremo la riunione dei giovani manganellatori. Sì, quindi Sì, che lei non è manchi. molto spiritoso. Che non manchi, Sì, va bene, lei è molto spiritoso. Che non manchi. Lo sa cosa deve fare? Mi dica. Sì, guardi, non voglio essere alla sua altezza. guardi. No, lo sia. Anzi, mi superi. Ma insomma, stava per dirlo. Non l'ha detto. Cerchiamo. Che poi, questa è la mamma, questo non era vecchio, credo. E allora ho dovuto cambiare, anche se avevo la voce da un democristiano. L'ho richiamata perché vorrei che completasse il concetto. Lo completi. Pronto? Sì, pronto? Sì? Walter? No? Il babbo di Walter? Sì? Ah, senta, allora, Walter è invitato alla riunione dei giovani fascisti manganellatori d'Italia. Sì. Senta, ce lo manda stasera, vero? Lo dica. Ma guardi, non abita nemmeno Alle qui. 9:30, Non abita mica qui, basta. No? No. Si è sposato? Sì. Non avrà mica cambiato bandiera, per caso? Certo. Che era un fascista convinto, no? Come no? Anche lei, immagino, anche lui mi tutti fascisti, diceva sempre, ma mio padre è un grande fascistone, il più grande fascista. Beh, ci venga lei alla riunione anche, su. Sì, dove devo venire? In via delle bande nere. Ah, in via delle bande nere. Beh, dove? Ci pensavo mia, fascisti, via delle bande nere. Via delle bande nere, certamente, no? Senta, ci viene? Sì, ora però, appena hanno scoperto una medicina, gliela porto così lei guarisce. Ma la medicina per che cosa, scusi? No, io ce n'ho una che le farò sentire, un bell'olio di ricino. Lei che dice? A noi! Lo so. A noi. No, non si preoccupi, siamo della stessa idea, sono un fascista anch'io, stia tranquillo. Ma lei di dove? Di Firenze? Sì, io sono di Firenze, ma faccio il tour, tutta la Toscana, no? Vengo nelle varie città a guidare questo manipolo di coraggiosi che rimetteranno in piedi il partito fascista. Ma ha scelto proprio male, sa. Perché lei... Perché noi siamo comunisti di velli patiti. Di velli patiti? Sì. Ho capito, sarete di velli patiti, ma io credo che sia una copertura per non farvi riconoscere. Bene, comunque nell'intimo voi siete fascisti neri, è vero? Sì. No. Come no? No. Senta, sa che ci viene anche mia madre a queste riunioni? Sì. Ha qualcosa da dire su mia madre? No. No, come no? Ma come? Ma un fascista sa quello che deve dire, no? Devo andare a mangiare io. Devo andare a mangiare. Ai, vedete? Anche i comunisti mangiano. Oh.
Vero? Andiamo da qualcun altro, fascisti, democristiani qui, ma io gliel'ho messa anche in bocca a mia madre, poteva dirmi anche cosa di quelle sanno dire loro, no? Sì, domani, tegame, budello, dai, tegame, budello, tegame, budello, dillo, no? No, non me lo dico. L'ho anche suggerito, vero? Pronto, signora, buongiorno. Ma che parla? Senta, io sono Don Parinchi, c'è Guido? Ah, ma Guido è morto. Ai, Paloma, ai, cantava. O come si fa, signora? Come si fa? Cosa vuole lei? Cosa voglio io, signora? Si schiarisca la voce. Faccia un po'. Brava. Mangiavo, guardi, c'ho il boccone in bocca. Signora, vede, le ho detto una cosa, lei ha obbedito. Molto bene. Credere, Mi obbedire, combattere. Così si fa. Allora invito lei alla riunione delle vecchie fasciste. No. Ci viene? Dov'è? Qui, in via delle Bande Nere numero 23. E dov'è via delle Bande Nere? Via Giovanni dalle Bande Nere, verso il porto, sì. Dov'è San Giovanni? Sì, vede. Ci viene, signora? Mi dica. È una riunione delle vecchie fasciste come lei, immagino, vero? Ma, lo sa quanti ne ho io? Quanti ne ha lei? Ne ho tanti. Ne ha tanti? Ne manca 2,90. Ne manca 2,90. 88, signora. Bravo. Ma come sono stato bravo? Ma lo sa che invece dalla voce... È stato bravissimo. Dalla voce la sento, malgrado un po' la voce così, però la sento veramente molto energetica. Per questo vuol dire che voi, donne fasciste, quando diventate anche di una certa età, siete ancora giovani, forti e passionarie. Ascolti, io c'ho da finire di mangiare, mi scusi se lo disturbo, Sì, no. Ecco, mi dia una cosa, io se posso vengo. A che ora c'è? Alle 9:30, signora, via Giovanni dalle Bande Nere. Non è possibile, io sto qua sulla stazione. Ah sì? La veniamo a prendere, signora? No, grazie, per ora con la niente nostra torpedo blu, No, grazie. Comunque lei ci verrebbe volentieri se potesse. Ma non lo so, bisogna vedere, a quell'ora lì siamo stanchi e morti, io sono sola. Lo so, ma devo fare tutto da me. Si ricorda? Oggi ci ho avuto i idraulici e mettimi una caldaia nuova perché era finita. 88 anni, senti che energia. Che c'ho da pulire. Senti che energia da pulire. Ha 88 anni, signora, lei è fantastica. Senta, si ricorda di Mussolini? Me ne parli? Ecco, perché? Non me ne parli. Perché non gliene devo parlare? Perché ci ha rovinato tutti. Ma se come? tu non andavi a fare la guerra con loro, eravamo tutti signori. Chi? Sì, perché era bravo. Ah sì? Sì, era tutto particolare, perché si era messo con Hitler e ci ha rovinato, ci ha fatto la guerra, ci ha levato tutto. Con chi si era messo? Con chi si era messo? Con Itre! Con Itre! Ah, sì, con Itre! Sì, con Itre! Ho capito bene. Signora, allora guardi, le faccio i miei auguri perché lei è veramente fantastica. Una donna forte. Meno male. E ha il coraggio delle sue opinioni, a dire anche a un fascista come me queste cose, perché quello si è messo con Itre. Siamo d'accordo? Anch'io sono d'accordo, non doveva mettersi con Itre. Sì, insomma, vello lì, lui No, vello lì. Vello lassù, e se lui ci faceva sta bene, poi è nato con lui, ci ha rovinato tutto. Ma ora c'è Berlusconi. Ma me ne parli, venga. Come, nemmeno di lui? No. Se ne parla. Senta, mi scusi, Sì. Per me sono tutti uguali. Sì? Sì. Perché tanto mancano di capelli. Le poltrone pensano per loro e basta. Ma anche i comunisti? Io non li posso. Io gli ho detto, sono tutti uguali. Qui anche comunisti, fascisti, tutti. Glielo devo ridire, sono tutti uguali. Non me l'ha benedetto, ho capito. E allora, non ha capito, me lo fa ripetere. Ma io ho capito perché il suo marito se n'è andato, signora. Lo so. È una battuta, No, è tremenda, signora. Lei è una schiacciasassi. Sì. Lei è un carro armato. Diamine, ero. Era, lei ancora, signora, lei ancora. Via, io lo saluto, Saluto romano, naturalmente. A noi! Sì. Arrivederci, grazie, arrivederci. Prego, di Canio. Ma ti rendi conto? Una 88enne aveva più forza, mi stava sotterrando, era brava, era forte, diceva le sue cose e capisco, gliel'ho anche detto perché il suo marito è morto così presto, povero uomo, di fronte al carabiniere così che tu pensa quando lascia via 50 anni che stai. Dimmi te, no, tu ma, no, vabbè, tu ma di te,
come quel poveromo come faceva. Dunque, andiamo avanti, andiamo avanti, dopo questi incontri, ecco, finalmente una persona fiera, fa tutto da sé, fa questo, fa quest'altro, va a pulire, senti là, allora, Pronto? Pronto, sì, buongiorno, c'è Dino. Chi parla? Sono il promotore della festa Pro Prodi per il ritorno della democrazia cristiana. Ma senta, mio marito non c'è. Non c'è? No. Senta, siccome lui si è iscritto a questo partito segreto per il ritorno della democrazia cristiana, lui è un grande democristiano per fortuna. Chi Suo marito, Dino. No. Sì. È un democristiano proprio... Dino è democristiano? Sì, certo, si è iscritto alla tessera. Perché c'è questo partito, sì, perché noi facciamo una riunione stasera in cui ci sarà guardi che lei si sbaglia. ci sarà questo bel rito del bacio al Deretanum Prodi. Senta, no, assolutamente no. Noi abbiamo una grossa riproduzione del Deretano di Prodi. Senta, e ognuno andrà lì a leccarglielo. Senta, si spalle, sì, se lo lecchi lei il buco del culo. Oh, finalmente! Deretanum Prodi! Con 2 i, mi raccomando. La signora però mi piaceva, questa mi è piaciuta parecchio, perché adesso alla fine ha trovato veramente il colpo d'ala per dire la sua, l'ha detta, l'ho ricamata, sì. Pronto, è Dino? Sono Dino, sì. Ah, Dino, allora ti invitiamo a questa riunione stasera dei vecchi democristiani, perché tornerà la democrazia cristiana, giusto? Stai a sentire, non mi rompi tanti coglioni. Non mi rompi? No. Perché? Perché io non sono, lei ha sbagliato. Dino, ma tu sei democristiano della prima ora. Noi facciamo questa cerimonia del bacio al Deretanum Prodi. Lei non mi rompe le scatole. Lei non mi rompe? Lei non mi rompe? Non mi rompi? No, non mi rompe le scatole. Perché no? Come non mi rompe? Perché l'ora basta. Lei sta affermando che io non le sto rompendo le scatole. Lei, guardi, mi sta disturbando. No, io mai. Usava i verbi in modo molto strano questo signore, no? Sì. Se uno mi dice lei non mi rompe le scatole, sto pensando, io penso che lui mi stia dicendo che io non gli rompo le scatole, non gli sto rompendo le scatole, quindi cosa vuole da me? Ma non ho capito, lo richiamavo. Sì, perché questa cerimonia è molto molto suggestiva, c'è una grande riproduzione del Deretano Prodiano e uno a uno tutti i fedeli arrivano lì e sblat, ognuno lecca, sì, fino in fondo, sì, questo è il marchio del democristiano vero, quello che intende tornare a governare, a guidare l'Italia. Vedo che non risponde più. Dino non risponde più. Ok, d'accordo, per carità di Dio, figurati te, Nini. Sia da un altro, sì, da un altro, andiamo da, questo è, non abbiamo quasi più tempo, mamma mia ragazzi, sto guardando ora, sto vedendo che solo due parole, sempre che risponda qualcuno, sì, se no dobbiamo rimandare alla seconda parte. Deretanum Prodi. Pronto, buongiorno, Gianfranco? Sono io. Gianfranco, la invito ufficialmente al bacio del Deretanum Prodi stasera alla nostra riunione dei vecchi democristiani. Ci verrà? Senta, c'ho anche la febbre. Appunto, è la febbre politica che ci pervade. Ritorneremo! Lo so, ma... Sì. Pronto? Pronto? Buongiorno, c'è Elvo? No. Mamma mia, ma che buon aveva fatto gli stomini? Sì, il suo no è molto eloquente, signora. Eloque moltissimo. Come eloque. Eloquendo, io capisco che la sua eloquenza, benché poco eloquente, sia eloquentissima.
Buongiorno. Ma con chi sta parlando? Se lo sapessi, io ho perso la memoria, signora. Non so nemmeno chi sia io, si figuri se so chi sia lei. Allora perché mi sta cercando? Scusi. Non la stavo cercando, infatti. Mi sono imbattuto in lei, così, improvvisamente, sa, sono cose che capitano anche per strada. Uno dice, oh, mi scusi, ci si sbatte a volte, no? Ci si imbatte in qualcuno. Ma voglia di parlare, scusi, Sì, tanta. Mi sento tanto solo. Vedi, lo vedi, quando io invece avevo bisogno di un sostegno, perché solo, bisognoso di parlare, povero Elvo, eh? Ma Elvo, è Elvis italianizzato? Non lo so, vabbè, Elvo. Ma che, appena detto no, come l'ha detto quel no? L'ha detto in un modo eloquente, sì. Sì, eloquenzia. Beh, sì. No, beh, certo. Pronto, Ivo. Allora. Ivo. Pronto, Ivo? Sì? Ivo? Dica. No, Ivo, vieni. No, io c'ho un cane che si chiama Ivo. Sì, è un bastardo. Poverino. Come va, Ivo? Non c'è male. Non c'è male, insomma. Si tira avanti, no? Com'è il tirare avanti nella vita? Com'è? Basta tirare avanti. Come basta tirare avanti? Non basta tirare avanti, Ivo. Bisogna anche fare delle cose che ci lasciano ricordare da qualcuno. E che cosa hai fatto nella tua vita per farti ricordare da qualcuno? Prima lei mi dia Ivo? Qua, Sì. Ivo, qua. No, piglia l'osso, vai. No, dicevo al cane. Sì, no, un bastardo, Ivo. Ivo? Sì? Ecco, no, io sono molto interessato alle persone, devo fare un articolo su questo. Faccio un articolo su come le persone si faranno ricordare dopo la loro morte. E non si tocchi le palle, perché non è il caso. Ecco, appunto. Lei che cosa ha fatto, signor Ivo, per farsi ricordare cosa farà o cosa sta facendo, per farsi ricordare dai suoi cari o da qualcuno, insomma. Lei nella vita esiste perché? Perché la mia mamma ha fatto. Già, ma per tirare avanti e basta, come ha detto prima? No, per vivere. Per vivere, ecco. Per vivere per se stesso o per vivere anche, per dire io per la mia famiglia, qualcosa nel mondo ho cambiato. Lei ha cambiato qualcosa? No, io ho cambiato, ho sempre lavorato tanto. Ecco, e questo le sembra cambiare? No, non è cambiato. E che tipo di lavoro ha fatto? Un lavoro utile agli altri? Penso di sì. Cioè? Posso sapere? Faccio il giardinaggio, ho lavorato a Piombino allo stabilimento. Ah, Piombino allo stabilimento. Ecco, cioè a Piombino allo stabilimento di che cosa? Facevo tubi. Di tubi, ecco. Quindi i tubi sono veramente utili, no? Nel mondo. Penso di sì. Senza i tubi come si farebbe? Lei pensi a un mondo senza tubi? Effettivamente. Quindi lei si è reso utile, ha fatto i tubi e poi ora sta facendo giardinaggio. No, ma così di mia spontaneità. Perché le piace. È una sua passione, insomma, diciamo così. Ecco, ma secondo lei, quando lei sarà morto, va bene? Tra tanto tempo, intendiamoci, per carità. Ecco, come la ricorderanno? Ivo era? Un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo, una brava persona. Bravo. Un mite, una persona tranquilla. Sì. Bravo. Immagino che nella vita non ha fatto niente, cioè non si può dire non abbia fatto un tubo, perché no, quello l'ha fatto. Ha lavorato tanto. Ecco, ha lavorato tanto, ora è in pensione. Ha girato anche tanta terra. Ha girato molta terra? Proprio terriccio, insomma. No, terriccio. Cioè, ha fatto il contadino. Ho fatto il contadino, poi ho fatto anche troppo. Cioè, non ha girato il mondo però. No, ha girato un po' anche il mondo, un gocciolino. Ah sì, un gocciolino, Dove è stato? Il posto più lontano dove è stato, Ivo? In Svizzera. Ah, in Svizzera, lontanissimo effettivamente. Ha passato il confine, insomma. Sì, è stato a Locarno, appunto, appena passato il confine. Beh, insomma, effettivamente un gocciolino, insomma, anche lei. Ecco, quindi diranno, è una persona, una brava persona. Ha avuto dei figli.
Una figlia. Questa figlia avrà dei figli a sua volta, o ce li ha già? Sì, Ce li ha sì, già? Sì. Ecco, e quindi nipoti, come ricorderanno il nonno? Un Credo rompicoglioni? bene perché sono un bravo nonno. Un bravo nonno? Sì, bravissimo. Un bravissimo nonno? Un bravo padre? Bravo, Sua figlia è andata bella, tranquilla per la sua strada, la sua vita la sta facendo bene? Benissimo. Non si è mai drogata, vero? No. Non ha mai bevuto troppo? Lei fuma? Sì, E come la mette adesso? la metto un po' male. La mette un po' male. Purtroppo questo divieto, vero? Però forse è l'occasione buona per smettere, no? Potrebbe essere anche l'occasione. Potrebbe allungarsi la vita, no? Senta, e in quanto al sesso? In quanto al sesso, Ivo, lei come l'ha considerato la sua vita? È stato importante il sesso per lei? Sì. Molto importante? Da persona normale, ecco. Lei immagino che non sia certo eterosessuale. Lei non è eterosessuale, no? No. No, lei non è eterosessuale. Va con chi va? Con? Le donne. Con le donne, quindi non è certo eterosessuale, ci mancherebbe altro. Certo. Che scuola ha fatto lei? La quinta elementare. La quinta elementare, ho capito. Insomma, non ha mai pensato di diventare eterosessuale? No. Mai, No. Perché gli eterosessuali cosa fanno? Sono finocchi. Gli eterosessuali sono finocchi. Le sta parlando un finocchio in questo momento, sa? Allora, lo so, guardi, vabbè, ma non importa. Allora, le volevo dire questo, ma quindi lei tuttora continua la sua attività sessuale? Ascolti, ma cosa c'è che non va? Sto mia in chiesa io mi devo No, non è obbligato. Ma se lei mi dice questo vuol dire che lei non continua, che in questo momento lei ha dei problemi, insomma. Ma è un pezzetto ora che mi sta cocciando, ecco. Io? No, se no la mando in culo. Scusi, no, ma in culo? Ma come si permette? Io sono eterosessuale, sa? Sì. Perché mi manda in culo? Io sono eterosessuale, sa? Io sono eterosessuale, lei? Ascolti, vado in quel paese. No, per paese. Volevo dire, ma scusi, perché ha risposto alle mie domande fino ad ora e ora si... Ma vada al culo, vada. Ma io la ringrazio per il lei. Buongiorno. Povero Ivo, si è fatto fare tutte le domande, ha risposto a tutte le domande, ma quando siamo arrivati al momento attuale, perché ogni si rizza più, pover'uomo, che deve fare giardinaggio, sa vuoi fare? Gli unici innesti che riesce a fare sono quelli. E allora praticamente gli ha un po' scocciata questa faccenda, è vero? Sì. Mentre prima rispondeva a tutto quanto, poi vada in culo, cioè va bene, grazie molto gentile perché io sono eterosessuale, quindi la mia eterosessuale, come c'è cascato. Oh, cos'è questo numero? Perché tu, ne faccio un altro, per carità di Dio. Vai, così, facciamo questo, Hai capito? No. Gli eterosessuali sono finocchi, ha detto. Allora, io sono un finocchio. Allora, io sono un finocchio in questo caso. C'è poco da fare in questo caso. Va bene, andiamo avanti, via. Perché sono eterosessuale, no? Ecco. Vero? Sì. Vediamo, andiamo da qualcun altro. No. Proviamo qui. Sì. Ha risposto a un sacco di domande, sì. Cosa ha fatto nella vita? Ha fatto i tubi. No, che c'è da ridere, c'è tanta gente che fa i tubi a piombino, per carità di Dio, fate pure i tubi. Pronto? Marisa. Chi parla? Marisa, che piacere che mi fa sentirti. Marisa, quasi un piacere fisico, guarda. Maria, è andata via così. Non c'è niente di male. Nemmeno ho sentito la parola fisico, quella stava già riattaccando. Quindi, non ho detto che piacere che mi fa. L'ho ricamata. Perché riattaccare così? Ma
non sento niente. A volte, vedete la gente com'è strana, che gente c'è nel mondo. Cioè, quelli che ci stanno, ti rispondono a un sacco di domande anche imbarazzanti, no? Che si sputtanano per la loro ignoranza. E una gli dici che piacere mi fa sentirti, le dici così e lei riattacca. È incredibile. Boh. Ecco, e ora non risponde più perché sto richiamandola e non si capisce perché. Va bene, d'accordo, posso anche ipotizzare qualcosa, ma insomma, però lasciamo fare. Dunque, sì, no, aspetta un po'. Ecco, sì, ho sbagliato. Ecco, sì, sbaglia il prefisso, addio. Sì, ecco, vai, così. Casse. Pronto? Basta Bruno, hai capito? Budello, ma insomma, ora basta. Ma chi sei? Chi sono io, Bruno? La devi smettere, hai capito? La devi smettere. Infatti l'ha smessa. Mamma mia. Ragazzi, ma io vi facevo un pochino più battaglieri, Madonna, ma anche Livorno ormai non dice più nulla. Ma mi dici chi sei? Ma dimmelo te qualche cosa, ma riscattati un pochino, ti dico le cose e te riattacchi, codardo, conigliolo, Ma se non ti conosco? Si caga addosso lui. Ma dimmi qualche cosa, no? Oh! Sono la moglie, chi è lei? Oh mio Dio! È arrivata la paladina di casa sotto, ma io non lo so, ma fagli affrontare le situazioni a lui, no? Che abbia il coraggio di affrontare la situazione. Madonna ragazzi, sentite roba, arriva la moglie e dice, capito? Ormai le donne sono gli uomini e gli uomini sono le donne, si rintanano dietro le donne, ma via, andiamo, no, mi aspettavo qualcosa di meglio, no, sinceramente da voi ragazzi non mi aspettavo questa apatia, questa ormai inversione, noi toscani, no, non c'è più, non siamo più quelli una volta, non siamo più quelli una volta, Pronto? Budello, Era logico, no? Però insomma, almeno dimmi qualche cosa. Ditemi qualcosa. Non mi dire. Vabbè, andiamo da qualcun altro. Non se ne può più, ragazzi. Via. Sì. Vai, ancora. Budello. Lo rifò. Sì, lo rifò. Pronto? Budello, de. Il tuo sarà, imbecille. Budello del tegame del budello. Vabbè, ma insomma, appena così. Però è già qualcosa. Vai, riproviamo con la stessa persona. Sì è. Pronto? Il budello. Di tu, ma, cretino! Insomma, vedi che funziona bene, continua sempre, cioè, aumenta, vediamo alla terza che cosa succederà. Ma che lo so, ma poi cosa vuol dire? Non dico mica a lei, le dico così, questo è un budello, non lo so nemmeno dire, tra l'altro. Ecco, quindi... C'è stato un momento di reazione, c'è stato un accenno di reazione, qualche cosa, però subito capito? Il budello. Ma di tua madre! Il budello. Ma di tua madre! Tegame, il budello. Finocchio, di tua madre, Finocchio! Il budello del tegame. Finocchio, di tua madre, stronzolo! Stronzo! Stronzo!
Stronzolo! De! Erbudello, ma di tua madre, finocchio! Erbudello! Sono in piazza, fermami quando mi vedi! Erbudello, Finocchio! Ertegame, Sei un finocchio, sei! De! Sono in piazza e dimmelo in piazza! De! Stronzolo! De! Stronzolo! De! Stai al telefono così vedo il tuo numero, stai! De! Stronzolo! Erbudello, tertegame, del budello. De! Erbudello? Io vorrei sapere chi è che si diverte È un disco. a fare questo programma. Sono 2 giorni e mi scambiano per un disco. Che ieri questo disse, a me sembra registrato. Come se un disco? L'ho richiamato perché ti metto il disco ora. Sì. Oddio, meno male. Erbudello, dertegame, del budello, de. Erbudello, dertegame, del budello, de. Derbudello, tertegame, derbuodiulo, stronzolo de, budello, tegame. Budello, stronzolo de, buodiulo. Erbudello, de. Tertegame, del budello, tertegame. Derbuodiulo. Stronzolo de, stronzolo de, de, stronzolo de. Budello. Tegame. Budiulo. Stronzolo de, stronzolo de. Stronzolo de, finocchio, de. Il disco è finito? Lo rimetto? Lo rimetto? Sentite, questo sta ascoltando, è lì, ha tappato la cornetta dove parla e sta ascoltando. Si sentono dei leggeri rumori. Ora non sta sentendo assolutamente niente perché gli ho occluso l'audio. Ora lui dice, questo non dice più niente, ma io torno. Stronzolo de, stronzolo de, stronzolo de. Stronzolo de, stronzolo de, stronzolo de, Arriviamo questa, no, questa è venuta male, arriviamo, da dove si rifia? Da stronzolo de? No, dal budello, terbide, stronzolo de, nel watercloche. Oh, ma questa non era, questa non era scritta del watercloche, ma che è? Ti sei inventato te? Oh.
Cancella il vade cloche. Cancella il vade cloche. Er budello di tu ma vedi, avevo suonato prima ma è così, ok? Si ricomincia? No, per oggi basta, dai. No, si riprende domani, guarda. Com'era però? Il budello del budello, sì. No, perché poi se no mi passa di mente. Budello del telecamera, è difficile dirlo, vabbè, domani si fa una bella registrazione di quelli, Ok. Sì. Allora, chiudi lo studio, va bene, d'accordo. Ci vediamo domani, ragazzi, Budello. Ciao. Detto questo, ascolto un altro po'. Lui che mi ascolta e adesso non mi sente. È lì inchiodato, con l'apparecchio schiacciato sull'orecchio. Sentite? Ci sono dei rumoretti? Ora non sente più niente. Probabilmente deciderà di riattaccare. Ma prima... il budello del budello. Zazza. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui in sollazzo, non mi rompete